Buongiorno a tutti, io sono Gianna. Oggi vi faccio vedere, facciamo il tutorial per fare i scarpezzi di stracci come una volta. Allora, le cose che ci servono innanzitutto sono gli aghi, questo è il gougerard, il ditale aperto, le tenaglie, il scarpel, il filo per gli scarpezzi fil art con gli angoli triangolare e normale, il filo bianco e nero numero 16, il centimetro, una penna bianca, una penna nera, le forbici della cordella e i nostri stampi e il velluto per tagliare la tomaia. Allora adesso vi insegno come fare gli stampi, anche perché è importante, non tutti li hanno. La base, prendiamo la forma del piede, del vostro piede e lo arrotondiamo un momentino sopra. Chi ha il 40, chi ha il 37 fa il sotto. Si può anche utilizzare, se avete del pano che trovate dal calzolaio, ecco, ad esempio questo è un 39, vi faccio lo stampo sul 39, come si fa gli stampi. Ogni paese ha la sua usanza degli stampi, a me l'hanno insegnato delle persone molto anziane, come si fa il sopra della tomaia. Allora io ho preso un foglio bianco e l'ho diviso per metà. Ecco, un foglio bianco l'ho diviso per metà e faccio, praticamente sarebbe questo lo stampo, ve lo faccio su. Allora, io so che voglio farlo sul 39, prendo un po' la lunghezza del 39, devo prenderlo un momentino più lungo perché io devo, nella chiusura devo lasciare 1 centimetro, lassù dove devo fare la lisciatura devo stare più alta un momentino dei 4 centimetri perché poi si arriccia e diminuisce la tomaia. Allora lo stampo si fa così, prendo questo foglio, su, rotondo, ecco, così un'idea, vediamo se lo facciamo giusto, e l'interno parto così. Qui si potrebbe lasciare 5 cm, poi dipende anche a piacere se uno la vuole tipo ballerina chiusa o no, aperta o più chiusa, eccola. Io faccio così, vado giù e faccio a forma di cuore. Ecco, questo è il mio stampo del 39. Vediamo? 39, vediamo. Ecco, ed è giusto perché, vedete che lo tiro fuori dal nylon che è ancora nuovo. Ecco, questi sono, che li trovate in commercio, penso anche da voi, così, no? Allora, qui tengo 1 centimetro, che è la chiusura che vi ho fatto vedere con la macchina. Un piedino praticamente. Qua su devo tenerlo 4 cm perché è quella della ricciatura praticamente. E che siamo giusti lì, così, giusto, perfetta, ecco. E lo si misura, si mette in parte così e si mette che la chiusura vada lì, ecco. Intanto incominciamo con la base della soletta. Io qui ho già preparato degli stracci del lino grosso di una volta, delle lenzuole, ho fatto 20 pezzi di stracci tutti uguali. Come ho fatto? Ho preso lo stampo del mio piede, numero 40, non è da ballerina, ma insomma, e ho messo tanti stracci uno sopra l'altro, tutti uguali però. Faccio il destro e il sinistro, 20 da una parte e 20 dall'altra perché siano la stessa misura. Li ho stirati bene e adesso vi faccio vedere come procede per fare questa soletta. Preso il mio stampo, prendo la penna nera e lo disegno su questi stracci, così, in giro, in giro, in giro. Questo è il mio stampo, la mia base praticamente. Faccio un segno centrale alla punta e al tallone perché devo fare una bella imbastitura per tenere fermi gli stracci. Allora, prendo il filo da scarpezzo con l'ago triangolare,
faccio un nodo e incomincio a fare un'imbastitura. Allora, avverto, bisogna fare i nodi perché nella parte esterna, dove si cammina, facciamo i nodi perché il cotone, il filo si consuma, no? Allora, facendo i nodi esterno, prima si consuma il nodo e dopo si consuma la soletta. Io adesso faccio un punto centrale. È un po' duretto perché sono tanti stracci. Ecco, così. Bisogna usare un po' di forza. Eccoci, io sono arrivata in punta. Questo ho bloccato un momentino gli stracci. Adesso do 2 imbastiture, alternando alla prima. Il mio lavoro andrà fatto dentro allo stampo che ho messo la base praticamente. Questo lo lascio perché devo tagliarlo dopo col scarpello per bloccare la soletta praticamente, così. Come vedete ho cominciato a fare anche un giro in giro per bloccare bene la base del stampo, ecco, praticamente. Adesso vi faccio vedere i puntini che cominciamo a fare. Come vi dicevo, i nodi sono tutto da una parte, bloccati. Questa sarebbe la parte esterna, questa è la parte interna. Come ho detto prima, dobbiamo cominciare a fare, abbiamo fatto l'imbastitura centrale, adesso cominciamo a fare a tutto il perimetro dei puntini piccoli per fissare bene la nostra suola. Allora partiamo, sempre come vi ho spiegato, lasciamo fuori nell'esterno lasciamo il nodo e cominciamo a fare in giro tanti puntini, fuori e dentro piccoli, non roba grande, così fissa meglio la suola. Vedete come faccio fuori e dentro, ecco, col filo, con lo spago. Bisogna cercare di andare anche abbastanza correttamente perché sennò vengono per traverso i punti, ecco, così. Si va. Allora questi puntini vengono dati da destra a sinistra e da sinistra a destra, non è che una deve tagliare il filo e poi ripartire. Ecco. Terminata la nostra soletta, come vediamo, di questi punti, incomincio col scarpello a tagliare la mia soletta, come vedete, così. È un po' dura anche questa. Se non avete questo strumento ci si può anche usare con un paio di forbici da sardo, così un po' alla volta tagliarlo in giro. Però sarebbe meglio usare il scarpello. Eccola. Tagliata la soletta in questo modo, io prendo sempre lo spago, faccio un bel nodo perché non mi scappi il filo.
e incomincio a fare una piccola imbastitura in giro. È un po' duretta, perché sono i punti. Così, un'imbastitura di tenere fermo gli stracci che noi abbiamo cucito. Vedete, così. Possiamo farli anche un po' larghi e non proprio stretti. Questa è un'imbastitura che poi rimarrà lì. Terminato di tagliare in giro, che abbiamo questo risultato, questa è la nostra soletta pronta. Finita la soletta, per modo di dire, perché dobbiamo fare anche in giro un altro punto, un soprappunto così che abbiamo bloccato e andrà a rifinirsi nello scarpetto. Dobbiamo fare la tomaia. Per fare la tomaia ci serve del velluto nero. Noi li facciamo sul velluto, però si può fare la tomaia anche su del cotone floreale, sì, se non si ha il velluto. Prendo il mio stampo numero 40 che ho e lo disegno con una penna bianca la sua forma. Così. Questo. Qui faccio una linea che questo centrale è molto importante per dopo attaccare sul scarpetto. Questo è il suo disegno, così. Col filo bianco numero 16 me lo segno come un prememoria dove andrò a attaccare la tomaia sulla suola, altrimenti se non faccio questo punto non ho una base di partenza. Ecco, ce ne staglio. Allora, tiro via la mia stampa. Questo è per fare la nostra tomaia. Qui attaccherò della flisellina bianca per darle un po' di sostanza allo stampo che abbiamo fatto, poi andrò a prendere del cotone per fare la parte interna del scarpetto. Praticamente taglio un riquadro bianco, può essere anche colorato come a piacere questo, e nel mezzo però io vado a mettere, per darle un po' di sostanza al scarpetto, mi prendo dei blue jeans vecchi che do rinforzo alla mia tomaia. Facciamo così, vedi se ci sta dentro, ecco, così. Anche a casa. Questa è la mia fodera, come vi faccio vedere, lo rimetto lì, ecco. Con la macchina io vado a cucire in giro, filo nero sopra, filo bianco sotto,
Cucio però fino a, a 5 cm dalla fine, anche nell'interno faccio in giro a 5 cm da una parte e dall'altra. Mi fermo quasi a 7-8 cm perché questo mi servirà per girare la tomaia e fare la cucitura all'interno. Adesso faccio una cucitura per bloccare dentro. Mi sono fermata. Taglio il mio filo, mi raccomando filo bianco sotto, filo nero sopra, altrimenti viene brutto. Adesso ritaglio in giro. Adesso vi faccio vedere come chiudo la tomaia. Allora, prendo la fodera bianca e un pezzo di fodera di gin che ho messo lì per darle un po' di sostanza alla tomaia. Prendo così, come vedete, uno è fuori, l'altro anche, e vado a cucire l'interno. Faccio fodera con fodera, praticamente come dritto con dritto. Vedete, ho fatto fodera con fodera, dritto con dritto. Adesso cosa faccio? Prendo il velluto e lo metto dritto con dritto il velluto. Lascio fuori queste che poi manderò dentro, poi farò vedere come si manda dentro. E faccio la stessa cucitura che ho fatto all'interno, solo ricordatevi, velluto con velluto, non girate perché altrimenti viene storto la tomaia. Adesso cucio anche questa. Lo stesso un piedino, ho fatto la cucitura, velluto con velluto, siamo dritto. Cosa faccio adesso? Prima prendo questo pezzo di jean che avete visto che ho tagliato in giro, lo taglio un po' strettino e lo metterò interno come rinforzo per darle, perché non cade giù il dietro delle scarpette. Apro bene la cucitura, metto questo pezzo qua dentro, penso di farvi vedere anche abbastanza bene, ecco. Prendo l'altro pezzo di jean che avevo lasciato libero e lo accompagno all'altro jean che ho messo di sostegno. Apro la cucitura della fodera che avevo preso col jean, lo metto a pari, lo accompagno bene, apro bene la cucitura anche qui, lo accompagno bene.
ecco, vedete? Adesso do una cucitura al perimetro qui per bloccare la tomaia, se no non arrivo a lavorarla bene. Adesso io l'ho bloccato, vedete, è bloccato, non mi si sposta più. Bene, così è stretto, ben tirato. Adesso faccio delle cuciture, 4 cuciture, per bloccare dentro il jean che ho messo e la fodera e praticamente anche il velluto. Quattro da una parte e 4 dall'altra, così adesso è un po' duretto qui e dà la sostanza al mio scarpetto. Adesso faccio una cucitura anche alla parte superiore per bloccarlo bene, ecco, dove andremo a mettere la cordella di lana oppure raso, quello che uno ha. Questa sarebbe la tomaia quasi pronta. Adesso facciamo, è venuto un po' sbavato qui, perciò con le forbici tagliamo e drizziamo, che non ha importanza niente perché abbiamo abbastanza altezza per la nostra tomaia. Per solito si tiene 3 dita, questo qui è la misura che facevano i nostri vecchi per l'altezza del tallone praticamente. Qui siamo giro, rifilo anche qui. Bene, così, ecco, questa è la nostra tomaia. Adesso cosa facciamo? Cuciamo la cordella, che è questa, come vi ho detto può essere di lana, come può essere di raso nero o raso rosso, qui si mette a piacere, io metto la cordella nera, è una cordella di lana che si usava, qui la troviamo noi dopo. Il raso, penso, lo sbiego raso si trova dappertutto, ecco. Parto dalla parte laterale, quasi in fondo, per nascondere, sì, per non far vedere l'attaccatura. Allora, nel destro lo faccio all'interno del destro, nel sinistro faccio all'interno per nascondere questa partenza. E la cucio giro in giro. La tiro un po' perché è di lana, l'accompagno giro in giro. Adesso taglio un pezzettino, lascio un pezzettino perché la unisco così. Adesso questa è la nostra cordella tagliata. Cosa faccio adesso? Prendo un ago normale col filo numero 16, perché si può avere anche col 50, però col 16 tiene di più praticamente la cucitura, e vado faccio il mio bel nodo
prendo il mio ditale e vi faccio vedere come, ecco, la giro un momentino verso l'interno per dare 2 punti. La piego così verso l'interno. Io faccio una roba un po' veloce, ma voi dovete farlo più bene di me. Ecco, adesso lo giro, vedete che l'ho cucita, prendiamo questi fili. Vado un punto all'indietro per bloccarla. Mando dentro un po' lì. Eccoci. Così vado a coprire la cucitura che ho fatto con la cordella o col raso, con quella. Ecco, le do un punto così. Ecco, questo lo faccio in giro per chiudere. Quando è finito, questa sarebbe la tomaia quasi pronta. Eccoci, come faccio vedere, l'ho fatta in giro. Questa sarebbe la tomaia pronta. Chi è pratico con la macchina da cucire, fatto questo inizio di bloccare la cordella, può fare anche mettere il filo nero sotto nero sotto e sopra, e in giro fate con la macchina, lo cucite bene, si sta meno, ecco, se no si dà un soprappunto col filo nero, come vi ho fatto vedere. Questa sarebbe la tomaia quasi pronta. Adesso dobbiamo fare la ricciatura, perché anche le scarpe hanno la ricciatura, dobbiamo fare anche noi la ricciatura perché venga a unirsi bene sul giro del nostro scarpetto. Io misuro, prendo la mia penna bianca, il mio centimetro, vi ho detto prima che dobbiamo fare il centrale, perché ci serve per attaccarlo sulla suola, ma anche per prendere la misura di 4 cm che io faccio la ricciatura del mio scarpetto. Cioè 4 da una parte, 4 dall'altra. Ho fatto il mio segno qui e adesso faccio un'imbastitura non grossa, piccola, perché altrimenti la ricciatura verrebbe troppo grossolana. Ecco, facendoli piccoli è meglio. Faccio prima 3 punti, poi tiro un po' perché il filo non vada a rompersi. Faccio una ricciatura molto lenta perché nei miei stampi, come faccio scarpezze, so che mi fa questa ricciatura molto lenta e viene perfetto alla base, alla tomaia che ho fatto. Eccoci, fatto da 4 4. Lo blocco con 3 puntini, basta. 2 e 1 3. Come vedi c'è la ricciatura del mio scarpetto. Ecco, prende forma di scarpetto. Ecco.
Terminata la nostra ricettura lenta, perché è abbastanza lenta, avevo tagliato sempre nella fodera bianca un pezzo di stoffa alta 1 centimetro. Questa si chiama la centina, che viene cucita alla tomaia in giro. Io vi farò vedere un momentino adesso come viene cucita. Lo si accompagna piano piano con la macchina. Adesso ho lasciato il filo. Ecco. Io adesso ho cucito la centina, si fa 2 giri, io ne ho fatto uno adesso qui, però si fa 2 giri perché tenga più duro, ecco, non ceda, una cucitura abbastanza, col punto abbastanza piccolo, così siamo sicuri che lo scarpetto tiene sulla suola. Terminato questo, adesso io vado a prendere il sotto della mia tomaia, che sarebbe la base, e prendo io metto della tela colorata perché a me piace così, e vado a tagliare, lo disegno su questa tela, disegno il mio stampo, ecco il mio stampo con la penna nera, lo disegno praticamente, che poi lo taglierò. Eccoci, ho disegnato il mio stampo sotto. Allora, tagliato il mio stampo, cosa faccio? Lo piego in metà e segno con la penna dentro la linea del mezzo praticamente, perché è importante da incominciare a attaccarlo dove io ho chiuso lo scarpetto in giro. Adesso faccio questo lavoro. Questo verrà per nascondere sotto il scarpetto. Una volta lasciavano così, ma adesso li facciamo più belli, più raffinati, ecco. Giro la mia tomaia e ho segnato il centro, parto dal centro e vado in giro fino alla punta. Adesso con la macchina ve lo faccio vedere. Ecco, qui sotto. Lo accompagno in giro sul bordo. Sono arrivata, ho
il pezzo sotto, sono arrivata quasi fino al centro e sono perfetta perché il centro è qui e sono al centro giusto con il mio punto di riferimento. Adesso prendo la tomaia. Allora, prima sono partita così, da destra vado su in alto. Adesso cosa faccio? Misuro perfetto, metto a questo punto il mio sotto lì, perfetto, l'accompagno, parto dall'inizio qua su e parto dall'altro verso il basso, dall'altra parte. Qui sono partita dal basso, sono andata verso l'altro, qui passo dall'alto verso il basso e vado giù a fare questa cucitura. Cucito anche questo, vedete com'è cucita, qui che sono perfette, ecco. Do una cucitura sul davanti, posso farlo anche così capite meglio, ecco, l'accompagno in punta e faccio un giro in giro. Questa è la mia tomaia finita. Questa è la scarpetta. Finita la tomaia, allora abbiamo attaccato il guardo, l'abbiamo attaccato al sotto, riprendiamo la mia suola e come vi dicevo i nodi sono all'esterno. Io faccio questo punto tipo smerlo per poi attaccare la centina, partiamo così. Potete aiutarvi con un po' di sapone che scivola l'ago, io sono veramente abituata. Ecco. Faccio questo punto qui, lo accompagno, il filo lo tengo accompagnato col dito, con l'indice. Così, non tanto stretto ma neanche tanto largo. Eccoci, l'accompagno così, vedete com'è, e nascondo le stracce che avevo messo dentro anche e le tengo unite. Lo accompagno col dito. Ecco, questo lo facciamo in giro. Terminato questo, quasi quasi scarpetta è finito, eccola. Vedete com'è fatto, in giro, l'ho bloccato. Siamo quasi alla fine. Cosa facciamo? Mi corrisponde, perché vai rotto. Incomincio a attaccare le scarpette. Sempre il centro che avevamo fatto, io vado dentro con l'ago, così, mi blocco lì, e parto dall'inizio. Dal centro praticamente e guardate come faccio, vado tra un punto e l'altro che vi ho spiegato di farli un momentino non tanto larghi però sì, un po' strettini, infilo l'ago per cucirle e vado dentro e fuori in giro sull'orlo
della mia base, eccola. Ecco. L'inizio bisogna andare piano piano perché lo si attacca con la cinghia, non vedete che appoggia all'inizio sulla base della suola. Così. Fuori e dentro. Allora. No, vedere. Ecco, prima comincio a dare 3 punti, 3 o 4 punti, dipende anche, a destra o a sinistra, e poi dall'altra parte. Così. Ecco. Adesso vi ho fatto vedere la partenza. Potete mettere il filo tanto doppio che singolo, non è che abbia importanza, forse doppio tiene di più, ma tanto è scarpezza. Questi qui non possiamo metterli sull'asfalto perché ci mangerebbe tutto in un'ora il nostro lavoro di fatica. Eccolo, così. Ecco, e questo lavoro qui lo si prosegue fino in fondo, ecco, fino in fondo, ed è perfetto perché è perfetto, ecco. Io vi ho fatto vedere come si parte, vedete il giro, e fa il giro, la nostra bella ricciatura, e vi faccio vedere il scarpetto attaccato su, che è perfetto, dietro e scarpetto. Questo sono i scarpezzi di una volta, fatti con le stracce, però in fase moderna anche, no? Si può fare con la suola di gomma che si trova, oppure con le suole che si trovano da calzolaio, quelle di feltro, che poi si potrà incollare una gomma sotto, ecco. Comunque questi sono i nostri scarpetti. Vi spiego un momentino dei miei scarpezzi. Allora, questi partiamo che sono del prima del Novecento ed è la suola, come vi ho fatto vedere, a punta, tradizione del paese qui a Clausetto. Questi sono proprio veramente vecchi vecchi. Poi io mi sono un po' sbizzarrita nel fare i miei scarpezzi, faccio le ciabatte su velluto ricamate, faccio su tela, come vi ho detto, su tela colorata, che sono veramente belli e moderni. Poi faccio col velluto, sempre col velluto, lavoro tanto sul velluto blu, sempre delle ballerine, quest'anno sono anche tanto di moda, oppure su piedi pull, può essere uno scozzese rosso, può essere viola, questo va a piacere. Questi sono i scarpetti. Li faccio però sulla suola di gomma, non su quelli di stracce, perché il lavoro è un lavorone anche, no? Con questi si può camminare anche dappertutto perché non si consuma come lo straccio, l'asfalto me lo mangerebbe tutto. Questi sono veramente i miei prodotti. Li ricamo con filo di rayon oppure col molinè a 3 fili. Faccio queste stelle alpine. Questi sono quelli da bambino, eccola, che noi in Carnia li usiamo con l'elastico, tipo un mocassino. Questi sono sempre su suola di gomma, nel mezzo faccio una soletta in panno per isolarla un momentino dalla gomma, eccola. E poi faccio anche quelli da baby, molto carini, con l'accetto, che questi sono proprio piccolini, primi nati, e li faccio sul panno. Non si potrebbe camminare con questi perché si scivola, se no li faccio, come ho ripetuto, sulla gomma. Questi li faccio in rosso, li faccio in neri, comunque questi sono i nostri tradizionali, ecco. Bene, io ho finito, sì, anche le ciabatte le faccio, molto carine, sempre su suola di gomma. Io vi saluto, grazie, mandi.